del declino sociale, una delle prime tesi all'attenzione del prossimo congresso della UIL, richiama molto gli sviluppi e l'attività dell'Ital all'estero. Abbiamo visto come i cambiamenti sociali dell'Italia incidono moltissimo sul tessuto dell'italianità all'estero e anche quindi sul tipo di intervento che viene richiesto al patronato. Dopo tanti anni c'è un'ulteriore evoluzione che risponde in parte alla modifica legislativa di oltre 10 anni fa, ma forse va ancora più avanti. Noi abbiamo due aspetti che derivano direttamente dalla crisi che il Paese sta vivendo. Una crisi che ha visto arretrare la vita dei nostri cittadini e che ha creato molte paure, sta praticamente determinando una situazione difficile per milioni di famiglie che prima non vedevano, non avevano neanche l'idea di quanto potesse accadere. Tocca soprattutto i disoccupati, chi perde il lavoro in particolar modo, famiglie che hanno preso degli impegni per la loro vita normale, non per fare chissà che, ma per pagare la casa, per pagare le bollette, per mandare i figli a scuola, e oggi si trovano in grandissime difficoltà. E questa è una cosa nuova per milioni di famiglie. E quindi oltre a questo c'è anche la speranza che viene meno, perché la crisi continua a mordere, la crisi non si vede l'uscita, la luce dopo il tunnel, quindi anche questo poi determina una specie di cane che si morde la coda. E questo determina anche all'estero delle condizioni diverse dagli ultimi anni. Intanto l'immagine dell'Italia non è più il paese dove eravamo partiti, un paese emergente, un paese che era all'avanguardia, un paese che era tra i più avanzati al mondo a livello di tecnologie, di infrastrutture, di moda, di esportazione, ma lo vede come un paese in difficoltà, un paese in cui la gente va via. E l'altro aspetto molto importante è che moltissimi giovani stanno cominciando ad abbandonare il nostro paese. E l'abbandonano non soltanto perché per una vita migliore o perché per un'avventura o per una ricerca ma l'abbandonano perché qui non vedono un futuro, non vedono il merito che viene riconosciuto, e quindi c'è questa nuova immigrazione di gente che non pensa di tornare. Questa è la cosa peggiore, cioè che non c'è più un amor proprio verso il nostro paese, e quindi in questi casi l'Italia all'estero si trova anche ad affrontare delle situazioni diverse, nuove rispetto a prima, e noi ci stiamo attrezzando per questo. Ecco, l'ambito forse in qualche modo sembra essere molto più vicino ai temi del lavoro più che all'assistenza ormai. Beh, uno degli aspetti è sicuramente questo, nel senso che mentre in particolar modo prima l'Italia all'estero faceva in modo che i cittadini italiani avessero la pensione, specialmente quelli che contributi in parte in Italia e in parte nei paesi in cui avevano le convenzioni internazionali, oppure quelli che maturavano la pensione dopo qualche anno che stavano all'estero. Oggi il compito anche dell'Italia è quello di indirizzare i giovani che emigrano a cercare lavoro e a indirizzare i giovani che emigrano a fare delle scelte giuste, anche perché c'è una grande assenza, nonostante tutte le chiacchiere, da parte delle istituzioni. Sono lasciati soli sia quando partono che quando arrivano. Dalle ultime 2 esperienze del progetto Orgoglio Ital sembra vi sia un ulteriore impegno non soltanto direttamente verso la propria utenza degli italiani all'estero, ma anche delle strutture delegate per molto spesso, come i Comites, soprattutto i consolati. Tutte una serie di iniziative, di interventi che vengono richiesti ai patronati e che vanno oltre appunto le competenze talvolta. L'Ital sta facendo un'operazione di sistema in molti paesi.
Beh, l'Italia sono anni che ha capito che cercando di organizzarsi, di attrezzarsi e dare risposta a queste nuove esigenze. È chiaro che tu non puoi dare risposte se rimani isolato nella tua struttura, nella tua attività. È importante fare sistema, come dicevi. Penso che noi intanto stiamo facendo sistema all'interno della UIL, nel senso che c'è l'ITA all'estero, c'è la WIM all'estero, c'è la WIScuola all'estero, ci sono gli dipendenti iscritti alla UIL del Ministero degli Esteri, quindi nei consolati e alle ambasciate, e questo insieme di forze, questo insieme di persone, di istituzioni, sicuramente hanno maggiore sinergia, maggiore possibilità di dare risposta alle persone, agli italiani che sono all'estero, che hanno bisogno di tante cose. Il sistema Italia è in crisi, ma sembra che l'Unione Europea sia per molti versi in crisi. Il sindacato non è riuscito, la Confederazione Europea dei Sindacati non è riuscita a supportare sufficientemente i lavoratori e anche gli anziani ormai andati in pensione in Europa. Ma sicuramente il momento è difficile in tutta Europa, con punte diverse. Chi non è in crisi sono i banchieri, le banche, quelli che hanno un sistema che sta ancora determinando delle rigidità che impediscono la crescita e lo sviluppo, che è l'unica cosa che interessa un sindacato, ma anche una società, credo. Il sindacato europeo non è da meno le difficoltà che ci sono nei vari paesi, però sicuramente da sempre si è posto il problema dell'internazionalismo del lavoro del sindacato, del supporto e del rapporto, e quindi stiamo studiando continuamente alla CES delle forme, delle capacità insieme di incidere nei vari paesi con delle formule e con delle metodologie omogenee, uniformi, altrimenti è troppo semplice per l'imprenditoria spostarsi da un paese all'altro a secondo di dove i diritti siano meno forti che in altri paesi. Questo lo stiamo vedendo come organizzare. Il sindacato europeo è impegnato su questo fronte, non solo, è impegnato anche a avere rapporti con altri sindacati di altri continenti, che è anche quello un elemento importante. Certamente non è facile, è una cosa molto complicata, però è una cosa ineludibile, dobbiamo puntare a questo. Ecco, quello che è emerso dagli ultimi appuntamenti all'estero è proprio questa, collaborazione, simbiosi quasi, del patronato Ital-UIL con i sindacati locali. Rappresenta in questo senso l'Ital l'ala estera della UIL. Come intende incidere maggiormente per un'attenzione appunto maggiore, più alta, da parte del sindacato UIL nei confronti degli italiani all'estero e dell'estero, Europa in prima fila? Beh, la UIL è stato un sindacato sempre molto attento ai rapporti internazionali, molto attento ai rapporti internazionali, perché ha sempre creduto nella necessità di un'azione uniforme e dell'azione collegiale. E noi gli diamo un contributo perché il fatto di avere rapporti con i sindacati nei vari paesi, avere rapporti anche dal punto di vista della conoscenza, della tutela, dell'attività sulle singole persone, porta della conoscenza, porta delle informazioni che sono utili alla UIL ma anche ad altri sindacati per capire come muoversi tutti insieme su un fronte che è quello della tutela e della difesa dei lavoratori e delle loro famiglie. Ecco, in questo senso l'immigrazione è questione molto calda in Italia e in Europa. L'intervento della Ital aveva portato ad una maggior vicinanza ai paesi, ad esempio, del Nord Africa. La situazione purtroppo è in ebollizione, comunque ci sono delle prospettive future? Ma noi abbiamo, come detto, abbiamo molto puntato su una presenza della Ital nei paesi del Nord Africa, Tunisia, Marocco, Egitto, Libia, proprio con l'obiettivo e con il compito di conoscere meglio questa realtà, dargli un supporto maggiore e poi fare una vicinanza tra quelli che venivano, le famiglie che trovano qua e quelli che restavano, per tentare di fare un gruppo, una sinergia diversa che avesse una capacità di orientare ma anche di fare in modo di arginare alcuni fenomeni sbagliati.
Però tutto il nostro sforzo, naturalmente, in un momento come questo, in cui sono delle priorità, sono la vita di persone, la guerra, insomma, viene un po' meno. Restano le tracce di quello che abbiamo fatto, restano le basi, e noi speriamo che nel momento in cui ci sarà più tranquillità nei paesi del Nord Africa, quelle basi che abbiamo posto, quelle basi che abbiamo gettato, daranno i propri frutti. Non ripartiremo da zero. Riforma della pubblica amministrazione è un tema caldo, i sindacati confederali hanno preso posizione a più riprese. Ecco, come si configura la cosa e come si riverbera sull'Italia e gli italiani all'estero? Ci sono dei miglioramenti? Oppure... Ma guarda, intanto io credo che questa riforma della pubblica amministrazione, da sempre annunciata, non si capisce bene cosa faccia. Noi quello che vediamo come attività e come termometri sul territorio è un arretramento delle istituzioni verso i cittadini. Quindi se queste sono le premesse, credo che andrà sempre peggio. E quindi guardiamo sempre l'esempio del 730 precompiato per andare a casa, come dicono tutti, in realtà non viene andare a casa di nessuno. Insomma, sono anche notizie che vengono date in modo falso e tendenzioso, ma sarà ancora più confusione, sarà ancora più difficoltà, perché loro pensano di avere di fronte un paese non reale, un paese che è fatto di burocrati e di ministeri. Invece la maggioranza la stragrande maggioranza sono persone che hanno difficoltà, non hanno familiarità con l'informatica, non hanno familiarità con le centinaia e migliaia di norme che questo paese ogni anno produce e che crea difficoltà e imbarazzo e a volte danni ai cittadini. E diciamo appunto, a proposito di questi danni, gli italiani all'estero ne risentono sostanzialmente, ad esempio sul tema della fiscalità. Sono molti coloro che dicono che gli italiani non pagano le tasse all'estero, gli italiani all'estero non pagano le tasse in Italia e in realtà le tasse le pagano. I soliti noti. Il problema è solo questo, che le tasse le pagano i soliti noti, nel senso che in questo paese la maggior parte della contribuzione viene pagata dai lavoratori dipendenti e pensionati. È una cosa che è l'unico paese al mondo che succede questo. Poi l'evasione fiscale c'è, ma non c'è da parte né dei lavoratori né da parte dei pensionati. Loro ogni tanto parlano di fare una nuova legge, ma le leggi c'è soltanto una volontà politica di far pagare le tasse a tutti, non servono nuove leggi. Al cambio del segretario generale della UIL sembra che debba premiare uno dei segretari confederali molto vicini al patronato. Assumerà un ruolo più incisivo il patronato all'interno del sistema UIL? No, il segretario di cui si pensa debba essere, speriamo che lo sia, il futuro segretario sarà vicino a tutta la UIL, non è più vicino al patronato che è un'altra cosa. È stato sempre dal suo ruolo di segretario organizzativo molto attento a tutto il resto della UIL, ai servizi in particolare. Realmente CAF e l'IDA sono più vicini perché hanno un rapporto più quotidiano, ma insomma non cambierà tutto questo aspetto. Si rafforzerà sempre di più, ma non solo verso l'IDA, ma verso tutta la politica sociale che la UIL fa tramite i propri strutture e i propri servizi. Che cosa chiede il patronato al sistema UIL nell'ambito di questo congresso? Quali passi in avanti? Un ammodernamento del sistema, un ancora maggiore ammodernamento, un'accelerazione dell'ammodernamento dal punto di vista tecnologico, strutturale, organizzativo, di comunicazione, cioè proseguire e dare diciamo una definizione più premiante alla conferenza di organizzazione, cioè attuare quello che la conferenza ha ideato, ha progettato e ha deciso, dalla scuola sindacale alla sinergia dei servizi, a tutte le altre cose, alla comunicazione verso gli RSU, verso tutti gli iscritti, verso le strutture. Io credo che abbiamo buone prospettive, i segnali ci sono e faremo un grande lavoro e la UIL sarà sempre all'avanguardia nel sindacato, in Italia e all'estero.